Straordinaria apparizione di un'anima del purgatorio a Medjugorje. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi di un evento straordinario accaduto il 2 maggio 2023, quindi da pochi giorni. Che cosa è successo? È successo che purtroppo, una persona è venuta a mancare e, suo fratello ha pensato, per lenire il dolore di questo gravissimo lutto, di questa scomparsa, di organizzare un viaggio a Medjugorje con sua moglie e, insomma con la sua famiglia e anche con degli amici. Marito e moglie dunque si trovavano, nelle vicinanze della statua del Cristo risorto che si trova a Medjugorje. Questa statua, per chi non lo sapesse, è nota perché, dal ginocchio fuoriesce, lateralmente a una gamba un liquido miracoloso. Però non sempre, a volte in maniera continuativa, altre volte ci sono anche dei periodi in cui, questo liquido non viene trasudato dalla statua. Fatto sta che si tratta di un liquido miracoloso. Questa coppia di coniugi appunto si trovava a mezzanotte meno un quarto dello scorso 2 maggio in prossimità di questa statua del Cristo risorto che si trova a, Medjugorje. A un certo punto la moglie di questo signore si è sentita toccare sulla spalla, si è voltata, ma nelle vicinanze non ha visto nessuno. Dunque ha pensato di scattare una foto perché, ha visto davanti a sé come una lucciola che le volteggiava davanti e dunque ha scattato una foto. Dopodiché, quando è andata sul cellulare, insomma, a vedere che cosa era venuta in foto, si è resa conto dell'accaduto. Nella foto questo signore ha potuto riconoscere suo fratello e quindi il cognato di sua moglie, che addirittura, come potete vedere nelle immagini, indossa, una camicia che indossava anche quando era vivo, che reca un segno riconoscibile sulla manica. Nella foto sono visibili anche i pantaloni, insomma c'è una figura intera vestita con camicia e pantaloni e sulla manica della camicia si nota un segno riconoscibile che certifica insomma questa camicia come sicuramente appartenente al defunto in questione, all'anima del purgatorio in questione. Da notare anche l'atteggiamento di quest'anima del purgatorio in atto di pregare il Signore e probabilmente anche in atto di ringraziare i suoi cari per le preghiere che loro hanno fatto per lui. E che dire cari, vi lascio alla contemplazione di queste immagini che sono veramente eccezionali e, spero che vi commuovano come hanno commosso me, e tante benedizioni veramente spero, mi auguro che scendano sulle vostre famiglie anche grazie alla devozione alle per le anime del purgatorio. A presto carissimi.